Signore e signori, vi preghiamo di mettere il cellulare in modalità provvisoria perché stiamo per cominciare le registrazioni di Canzonando, una produzione corto corto in collaborazione con il birrificio delle officine ferroviarie. Allora, diciamo che la linea è quella di prendere per il culo il pubblico. Sì, forse. Il pubblico va anche preso per il culo. Queste sono una massa di integralisti. Ma Forse. sì, questi sono tutti ecologisti. Questi sono quelli che vanno con la bicicletta non verniciata con la chimica. Questi verniciano la bicicletta col nero di seppia, dai. Ma sì, ecco, non sono Dottore, come me che ho il piumino comprato dai cinesi. Pensa che altro che piume d'occhio, io dentro ho trovato una papera. Dottore. Vabbè, dai. Dottore, Allora dobbiamo far finta dottore, che dobbiamo cominciare, dottore, mi sente? sì. Dottore, il microfono aperto? Comunque devi far finta che intanto la Forse gente non che mi hanno cazzo ne sa che tu butti le batterie ancora dentro il sangone, mica lo... No, capito, però noi facciamo finta che, ecco, perché così il pubblico ce lo accattiviamo, hai capito? Ora che più vicino casa. Vabbè, ma il pubblico non lo deve. Dottore? Tanto questi non capiscono Forse un cazzo non di hanno niente. sentito, Dai, rifacciamo. andiamo, dai. Signore e signori, vi preghiamo di mettere il cellulare in modalità provvisoria perché stiamo per cominciare Canzonando. Una Che produzione. bel pubblico! Ma com'è che bel pubblico? Che bello. Ma che figura se fa? Lei è un falso. Ma il microfono lo dovete spegnere dietro. Che cosa? Il microfono dovete spegnerlo. Quale microfono? Ma come quale microfono? Si sentiva parlare io- dietro. Ma non eravamo noi, erano alcuni passanti. Sì, alcuni passati con la sua voce però. Va bene, Dottore, ma si è fatto una le voci figura. si somigliano un po' Sì, tutte. È chiaro. Va bene, è chiaro. allora cari Sono in amici, modalità Al microfono provvisoria. poi. io devo essere sincero, amo questo pubblico Sì, forse sì. più di me stesso, perché c'è stima. E meno male che è sincero. C'è stima di questo pubblico che Sì. devo essere sincero, Mao. Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di quest'anno è stato un po' magra, ecco perché abbiamo fatto pochi appuntamenti. No, non è vero, abbiamo fatto una cosa più concentrata, più a Ecco, fuoco sì, forse. abbiamo È come la passata di pomodoro. Esatto. Abbiamo fatto una cosa, noi iniziamo a ridere a quelle stupidaggini, è una cosa un po' più concentrata, però Mao poi voglio vedere dove dobbiamo andare a mangiare noi a partire dal Ma non è il prossimo caso mese, di perché cominciare- abbiamo talmente Ma già concentrato. comincia a piangere, ma Cominciamo a fare una basta. cosa, ci piangiamo Mamma addosso, scusi, dobbiamo dare un mia. certo anche, no, una certa immagine, voglio dire. Stiamo per cominciare l'ultima puntata di Guardi che Canzonando immagine dell'anno. che E allora cari amici, visto che stiamo iniziando l'ultima puntata, prima di presentarvi questa meravigliosa, ha finito di mandare gli sms alla sua Vabbè, ma tante compagna. fan, Trovo la tante modalità fan. provvisoria, scusa. Tante fan. No, dico, prima Dica. di presentare Sì. questa bellissima band, volevo solo capire anche all'ultima puntata che tipo di pubblico ci sta seguendo. Perché È noi, il solito. Infatti, No, non è dirlo solito, io però adesso spero- lei non io spero sempre che cambi il pubblico. Ma cosa ecco. spera? Cosa Ecco. Ma sì, hanno cambiato di posto. L'altra settimana erano dall'altra parte. Come questi noi ci evolviamo, anche il pubblico dovrebbe evolversi. Allora, poniamo dei piccoli interrogativi per capire quanti credono che i bambini nascono sotto i cavoli e invece di chiavare si sono fatti un orto. Ma- Non c'è- qua. Per cui l'ha fatto l'orto in casa Vabbè. lei. Quanti regalano i Vasca. profumi sgassati che al terzo piano il profumo è già sparito e devi risalire su e poi al quarto di ecco c'è qualcuno anche a me me l'hanno regalati di quelli praticamente ero profumato sino all'androne, poi non riuscivo mai ad arrivare all'appuntamento profumato. Allora, quanti oltre Mao possono essere considerati lavoratori precoci? Precoci. Ma infatti. A che età hai iniziato a lavorare? Ma lei, cosa Mao? c'entra? Mao. Ma Ecco, guarda che io quanti cominciato durante presto. lo scorso governo giallo-verde
per paura che Salvini venisse a fare un comizio sotto casa loro, non hanno mai più steso i panni e si sono comprati un'asciugatrice. Però non alzano la mano, ridono. Alzate la mano, così. Almeno è contento. Allora, quanti quest'estate sono andati dallo psicologo preoccupati dicendogli: dottore, sono spaventato, penso di provare una forza interesse sessuale per gli uomini. L'ho capito guardando una partita di calcio della nazionale italiana contro il Brasile, per poi capire che si trattava della fase a gironi del campionato mondiale di calcio, ma femminile. A quanti è successo? Io anch'io non riuscivo a capire come mai. Il nostro notaio. Ecco, va bene, allora io andrei a chiudere. Quanti credono che sia una donna che un po' se la tira, un po' sulle sue, detta anche figa di legno, gli tiri addosso un bicchiere d'acqua, si gonfia come il parquet. Dottore, ma adesso è un po' sei. Ma infatti, È un po' sei. È partito un po' piccante. E allora io direi di chiudere. Quanti pensano che le donne che vengono con me lo fanno solo perché sono di buona famiglia? neanche una. È un pubblico di merda. Ma parte con troppo auto, ma non si può. Vabbè, non mi ha dato soddisfazione. Comunque, cari amici, siamo arrivati a questo ultimo appuntamento con Canzonando. Noi avremmo voluto farlo anche più spesso, anche perché non sapremo poi che cosa andare a fare. Ancora, basta. No, vi dico perché se qualcuno volesse anche passare, c'è una nuova iniziativa, passa il tuo Natale con Mao. Chi volesse passare il Natale con Mao, oppure può scegliere anche lo Bue. Può scegliere... Invece lei da chi va? Da Alberto di Monaco? Lo passiamo tutti insieme. No, io purtroppo Non faccio il Natale lo furbo. faccio in famiglia, che vado a trovare mia sorella a Monte Carlo, deficiente. Comunque, se c'è questa iniziativa, regalate un giubbotto a Mao, che se no si passerà tutto l'inverno col King Way. Ecco. Va bene, allora detto questo, Mao, io volevo presentare, visto che è l'ultima puntata, i vari collaboratori di questo show, che è piaciuto tanto alla gente. Show, comunque. È durato poco perché siamo durati 1 anno e mezzo. Ma non è vero, dottore, poi cominciamo il prossimo anno, continua. Va bene, non lo sappiamo ancora. Io non vedo nessun contratto. Ma quando mai li ha visti? Per il scusi? momento. Adesso stiamo vedere un contratto. Va bene. Deficiente, invece di ridere, non può Lei che far il notaio finta. stia almeno zitto, Ecco, veramente. Lei un lavoro ce l'ha. Il contratto solo io li posso fare. Infatti, noi facciamo sempre controllare i contratti Infatti va bene. che sono sempre capestri, per quello non guadagniamo mai una lira. Comunque volevo presentarvi il giovane e bravissimo alla voce e al basso Ray Martino. Ecco, fate una musica, bravo, fate una musica. Ti si messa una vesta sculla. Cos'è? Alla chitarra Mao e alla voce Ma cos'è sta cosa? Dottore, lei non suona stasera. Sì. Forse ci siamo dimenticati qualcosa. È vero, però mi piace. Cioè, Non vuole siamo prendere. al bar. Prenda sto comodino in Va mano. bene, mi piaceva cantare solamente. Si vuole lavorare a mezzo Ma servizio. ha messo un non capisco. flancher, cosa ha fatto? Si è dimenticato. Scusa, una avevo messo In messo un sciopero. flancher, pensavo 1, 2, 3 La nostra tecnica questa sera, Florinda all'audio e Don Costa al video, all'RVM, ma ricordiamo anche il nostro Sergio Olivatto e Bruno Danilo, Ferreira anche Danilo e Bruno Sammarco. Ferreira, che sono i nostri. C'è il però- Rosario domani sera, mi sembra. di chi dei due? Tutti e due.
Perché è Insieme, una fanno tragedia. insieme. È una no? strage. Allora, stavano andando insieme a vedere un concerto. Infatti, sono andati giù nel viadotto di Savona. Dai, no. Ma la smetta, one, two, three, pa, 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 pa. Il nostro notaio, il dottor Savino Lobue Argenton. Ba, 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 ba. Il nostro fantastico pubblico. One, two, three, ba 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 È il nostro grandissimo e inimitabile dottor Lo Sapio. ba 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 ba. Stavo dicendo, se noi Sì. abbiamo una possibilità, finita questa avventura canzonando, Ma non è finita, per portare a casa 4 ma mi faccia, Sempre là va a battere, però, eh. Allora, ti ho detto 1000 volte. Ti ho detto 1000 volte davanti al pubblico. Questi vengono per me, hai capito? Questa è gente che non capisce un cazzo di niente. Viene qua e passa un giovedì. Se no questi stavano a casa a vedere Piazza Pulita. Quindi non mi devi riprendere davanti al pubblico. Io e Ma abbiamo un rapporto bellissimo. Bellissimo. Da 18 anni che ci, quasi che ci 20, forse quasi anche 20. no, anche di più. Anche perché lei si fa giovane. 30 anche anni, di più. 30 anni che ci conosciamo, abbiamo un rapporto bellissimo. No, stavo dicendo che tenuto presente che noi qualche possibilità per portare a casa qualche pezzo di pane ce l'abbiamo, uno di noi assolutamente non ce l'ha. Questo è lo storico, lo storico. Ma non è vero, non dica così. È vero, perché- è vero, È vero, è un mestiere che non va per nulla di moda. È un mestiere che non va di moda, uno storico non serve un cazzo. Senza Ma no, storia. sembra un- Con tutti questi revisionisti, ognuno è storico. Adesso chiunque è storico, chiunque fotografi, dice esatto. ormai. Sì, Quando sì. uno, un figlio non vuole studiare, il papà gli dice tu farai lo storico. Occhio. Una volta si diceva il delinquente, invece il delinquente deve avere delle, sì, stavamo aspettando te, Tità. Ma lascia stare. Va bene, Ma vada ma avanti. mi distrago. Ma che distraga, sempre così. L'altra volta è entrato uno col trench. Ma sì, ho capito. Ancora Se lo questo treno. ricorda, sì. Aveva paura nascondesse delle armi, ci sta. Noi stiamo Per sempre... quello non è più venuto, è caricato di miseria, per forza. Appunto, nel, 2000, Vabbè, c'è questo- nel 2020 c'è gente ancora che mette il trench. Sembrava un Baldolai. Infatti, io non capisco. Comunque, cari amici, invece uno di noi che non ha alcuna possibilità No. di portare a casa dei soldi, questo è il nostro, amico storico. Il nostro amico storico. Io ho fatto una piccola scheda per così farvi capire qual è la vita di questo storico. La trovassi sarebbe anche bello. Sì. Infatti è una settimana che poi tra l'altro ho 4 pagine e non riesco a capire, ma era la prima pagina. Allora il nostro storico Giorgio Olmoti è uno storico ed intellettuale torinese, si è laureato a pieni voti in storia all'università. Dica. Dica. Se la Non gente interessa. sentivo che se il programma non interessa Ma si è creata un'atmosfera. potete andare al quotidiana. Milk a ballare. Ma non c'è più il Milk. No, c'è ancora, stasera c'è la serata bastarda, è una serata bellissima. Comunque, Giorgio Olmoti, storico e intellettuale torinese, si è laureato a pieni voti in storia all'Università di Salerno con una tesi sui Maya dal titolo "Perché i Maya, oltre ai calendari, non hanno mai pensato di fare le agende?". Ha pubblicato diversi saggi su grandi personaggi della musica come De André, Dylan, Woody Guthrie e Nasca degli Statuto. È un esperto studioso dei traci, ha pubblicato per la terza i saggi dal titolo "La presenza della massoneria tra gli abitanti delle case Gescal di Venaria",
il bellissimo libre, il bellissimo libre, il bellissimo libre. Libera, certo, è una libera. Di Cuba, è una roba cubana. Cuba libera. Ma guarda, Pensavo stessi per fare il culo. no. Ma come è scritto? Deve essere come è scritto? È scritto libero. Scritto libero. Sinceramente Libero, è un sarà articolo libero. che non maneggio con facilità, ecco. Non Però maneggia, mi è allora. sembrati libere. Libera, in Sì, latino. sì, è in libera, è latino. libera, è libera. Comunque, Sono sottili. ha scritto il bellissimo libro dal titolo Apache Napoli vaffanculo. Ma no, Dai segnali di fumo alle grigliate all'orco, origine delle prime emissioni di CO2 nell'aria, causa dei cambiamenti climatici, altro che i diesel. Ecco. Ha scritto anche delle bellissime altri libri, uno di questi è Le grandi tragedie della storia dell'umanità, dall'eruzione del Vesuvio su Pompei alla situazione previdenziale di Mao. sempre la mia. È vero, come cioè, Poi da che pulpito? vabbè. È un bellissimo saggio, ma Tu che l'ha scritto. ama la notte, piace leggerò alle di donne, sicuro. perché io devo essere sincero, l'uomo robusto piace alle donne. No, vabbè, però dico, Olmoti per forza non è in scena, non interagisca perché sta male. Diciamo, ultimamente ho notato che l'uomo robusto piace, ma noi non Ma lei ci preoccupa comunque. Ecco, a me, devo essere sincero, gli uomini robusti mi hanno fottuto sempre le donne. Non capisco come mai, non c'è solo la questione del fisico, ci sarà anche qualcosa di Ma lasci caratteriale. perdere, Ecco, vedi, però Ancora. sicuramente Però lasci caratteriale. stare. sicuramente. È tutto più robusto. Conoscendola caratterialmente non è difficile essere più. Ama la notte, piace alle donne e ai proprietari dei bar, soprattutto da un recente studio della Camera di Commercio, dopo i turisti, i giovani universitari, la terza voce degli utenti che maggiormente contribuiscono ad introiti del bar del centro ci sono Olmoti e Federico Siriani. Dice di lui la moglie, è un marito e un padre perfetto. Non ho ancora capito però cosa fa per vivere. Ecco. Lui vive la notte, non ha mai visto l'alba e se ne dispiace. Scrive di lui sulla introduzione al suo saggio, e qui vado a Di se chiudere. stesso. No, scrive di lui per un'introduzione al suo saggio. Chi scrive di lui? Chi? Ecco, Chi? è lo storico Miele. Miele. Ah, Miele addirittura. scrive di- Ecco, Miele scrive di lui. Ma era Lui- dolce. Miele. Miele. Ma è stato dolce almeno, viene. Miele scrive di lui. Miele. L'unica volta che Giorgio si è alzato presto è stato per andare a fare l'esame del sangue. Erano le 10:30 e uscendo di presto. casa e vedendo tanti suoi concittadini svegli già a quell'ora, sai, 10:30, ha esclamato: minchia quanta gente ha il colesterolo alto. Mi sa che troverò coda stamattina al Mauriziano. Giorgio Olmotti! Giorgio, che bella introduzione, Bellissimo. Dopo sta bella introduzione voglio vedere dove cazzo devi andare a trovare lavoro tu. Va bene, Giorgio, com'è stata questa tua esperienza con Canzonando? Ma non è finita, adesso parla come se avessi comunque. Scusi se mi sono permesso. Perché si deve sempre mettere Ma no, in mezzo perché- lei, Marinaretto? Ecco. Mi vado con la gondoletta. Ecco, c'era la gondoletta fuori di Mao parcheggiata. Ma come fa ogni volta a trovare qualcosa sul tuo outfit? Guarda, non C'è è- dell'invidiosia. Io te lo devo essere sincero, Lui saranno sta- almeno 30-40 anni che non vedo più uno che mette il cardigan. Ecco. Va bene. Tu anche. Dite la verità, quanti di voi, giuratelo, vi passo una Bibbia, quanti di voi hanno mai messo il cardigan? Io l'ho messo, l'ho messo. Un sacco di volte. vabbè. No, lei, Sono delle no, lei non è manesate. uomo di cardigan, un uomo così, No, un bel no. uomo così. Il cardigan. Va bene. Olmotti, stavo dicendo. Che c'entra il Motti col cardigan? No, stavo dicendo. Perché non posso Perché ho avercelo io fatto un il cardigan. segno, lei non l'ha visto, lo pure. L'uomo che mette il cardigan. Va bene, Olmotti, com'è stata questa esperienza col cardigan? Se lo toglie, con comunque Canzonando. Se l'è tolto, se l'è tolto.
Ma sai che era meglio col No, cardigan? solo perché ho caldo. A caldo. Aspetta, Ma me lo dai, metto. che sta meglio sempre. Andate dai. avanti, che me lo C'ha un bel rimetto, me lo fisico, rimetto. se se lo copre con quel materasso là, ma buttalo via. Dallo alla San Vincenzo. Olmotti, com'è stata l'esperienza con No, Canzonando? ma me lo chieda un'altra volta. Va bene, ma se mi interrompono, ecco. Però basta, Vabbè, E che cazzo? non sta meglio così, dai. Anche lei, Lamberjack. Sono io stavolta. Sì. Questa era più Nirvana. No, più quello è grande Nirvana, Quello è questo Boscaiolo, è quello è pieno il Nirvana. Wisconsin di quelli là, pieno nei bar di gente con la flanella. Olmotti, è mezz'ora che siamo qua, non abbiamo ancora Ma cantato. povero una canzone. Olmotti, scusi, cioè, lo Allora, lasci parlare. passiamo a parlare di questa serata, Sì. diciamo, dell'ultima sfida. Ecco, Sì, chi abbiamo messo di fronte? Sempre dei pilastri della musica. Sì, comunque, è l'ultima. sì. Io devo dire, è l'ultima sfida e siamo un po' tristi. Questo, siamo rimasti qui dietro. Io credo che in realtà la parte per cui avremmo dovuto far pagare il pubblico si svolge qua dietro. Avreste dovuto venire il numero di 10, 15, però con dei biglietti costosissimi, perché dalle 6 del pomeriggio qui è veramente un delirio. Però ci dispiace un po', siamo un po'. E quindi, vabbè, devo Ha parlare. scritto una poesia per il pubblico. Però devo salire in piedi sulla sedia per dirlo. Bene, la dice, poi qualcuno li mette. Però 10 euro c'è da dire che io ho investito molto su Canzonando, tant'è che ho rifiutato 2 cattedre, una serie di Questo è vero. dovevo andare a lavorare anche in posti nel Wyoming, c'ero insieme al Timberlake qui. E ho investito tutto su questa roba qui, però adesso non la faremo più. È Quindi rimasto investito. se pensate all'ipotesi di un matrimonio, di un battesimo in cui uno storico possa in qualche modo interagire con i vostri invitati, io vi Vanno pregherei. tanto gli storici ai matrimoni, sì. ultimamente vanno tanto. Sì, cioè. Dopo le party band, diciamo che gli storici tengono Cioè, molto là, su. vorrei- Poi dipende, c'è matrimonio e matrimonio. Cioè io faccio questa rubrica che è Miche Storia, che un po' cerco un po' di. Ragazzi, veramente sono nei guai, cioè non ho una lira, non ho. È Mamma terribile. mia, anche lei. Vabbè, però è vero. Giorgio, Vabbè, però Ma sempre. quando è una comincia cosa lui, vera. lei non continui. No, cioè. era- Ma però quando è una Mamma cosa mia. vera, No, è vera. quello- cioè, non- vabbè. Non può venire sempre Scusate, a mangiare a casa mia. No, E ecco, cosa viene a fare a casa sua? però davvero, per una volta voglio gettare la maschera e voglio parlarvi come se fossimo proprio da uomo a uomo. Sì. Beh, poi guardando lui mi fa anche un po' impressione, perché lui è molto più pompato. Lui cioè, è muscoloso, sì, lui è già fai messo. attenzione che quello meno, Allora. non fare il furbo. Ecco, Allora, posso parlare con voi due da uomo a uomo, mi sento un po' più tranquillo. E comunque vabbè, che belle donne. però lo spettacolo va avanti. Sì, E quindi da uomo a uomo io direi di iniziare con la nostra sfida, che da uomo a uomo è Renato Zero contro i Clash. beh. Lo sapeva che al pubblico piaceva, lo sapeva. Renato Zero. Dovete sapere, i Clash sono stati veramente la mia scuola di vita, in qualche modo la mia educazione sentimentale si lega ai vinili dei Clash, come l'educazione sentimentale del dottore si lega a Renato Zero. Cioè, ma io, non avevamo dubbi in io merito. mi vestivo come i Clash all'epoca, ancora adesso ho gli anfibi, lui si vestiva un po', però vabbè, Da poi- sorcino si vestiva. lui, sì, abbiamo due percorsi che in qualche modo adesso confrontiamo, cioè adesso iniziamo direi con il primo confronto. Il primo confronto io non so se parlare perché sono icone. Il primo confronto sono tutti e due fenomeni di rottura. Ma va? Sì, Clash di coglioni, ecco. Sì, diciamo non solo il dottore per Non Renato dico, Zero, non è dico contro Renato i Clash. Zero cosa rompeva perché sono una persona per bene. Ma non può schierare, ma anche non si può insinuare- schierare perché Ma poi il notaio non infatti. si può schierare lei. Ma io non, infatti, io non si mi è stavo schierato. schierando, ho No, si è espresso, schierato. espresso solo una cosa. Però anche lui, Diciamo quindi che siamo la pari, rivoluzione Vabbè, punk abbiamo rimesso a pari. Allora, l'esordio, diciamo, facciamo partire i se per Clash. favore e mi legate, sono pieno di tic stasera.
Partiamo con i Clash, partiamo con un classico. Diciamo che io non credo in Dio, cioè adesso vi dico tutte le cose mie personali, Sì. però ho un unico motore morale forte, che è London Calling. Quando sento che qualcosa non va nella mia vita, comincio a sentire quel giro di quel basso e poi quella chitarra che picchia, e London Calling. C'è qualcosa, c'è un motore morale minimo che sono i Clash che suonano London Calling, e quindi sentiremo. Poi voglio vedere quando stai male, chiede aiuto a Manu Chao. Voglio vedere se a London Calling qua, a Johnny Rotten, a Sì, vedere se sì. ti aiuto. C'hai ragione. No, ma mi sono ravveduto subito, hai ragione tu. Quindi io direi di iniziare con un pezzo che è un gran classico. È stato il disco che è l'8º disco di sempre, secondo Rolling Stone. London Calling, un disco doppio che tutti avrete presente, c'è quella scena, lui romperà il basso esattamente come si muove. Sì, io devo essere sincero, c'è una piccola defezione. È strano che lei, che è notaio, stasera starà guardando le cosce a qualcuno. Io lo so cosa sta facendo. Lei dovrebbe saltare in piedi e dire: no, chi l'ha detto che devono iniziare primi i Clash? Ma avevamo già stabilito prima. Comunque, se volete che facciamo sta farsa, la facciamo. Si è ribellato, scusi. Vabbè, però anche lei... Allora, no, scherzavo. Ah. Come al solito, facciamo la monetina. Ecco, facciamo la Chissà moneta. chi vincerà. Cioè 10 centesimi. Vabbè. Ancora grazie. Beato te. Allora, però aspetti che devo mettere gli occhiali perché non vedo niente. Sì. Un attimo. Gli occhiali che le abbiamo regalato per il compleanno, ora non Sì, potremo più comprare grazie. niente. Allora, da una parte c'è una specie di scorpione, credo. Ma che cazzo di moneta è? E dall'altra parte occhiali. c'è 10 centesimi. Beh, quella della se lavanderia. esce i 10 partono i Clash. Dai. Sì. Va bene? Se no, Renato Se no, Se chi no è Renato l'altro? Zero. Renato Lo Zero. scorpione è Renato Zero. Lo scorpione è Renato Zero. 10. I Clash. Pazzesco. Il caso ha voluto. Il 10, caso ha voluto. giusto. Non è Bene. che conto balle, L'unica volta nella vita. Sì. Avanti. 1, 2, 3, 4. London calling to the faraway towns. The war is taken, the battle comes down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, your boys and your girl. London calling, don't look back to us. A funny bit of mania has spit in the dust. And London calling, say we ain't got no swing except for the ring, that new trail thing. The ashes is coming, the sun coming in. The mental expected, the weight growing in. And angels stop running, but I have no fear, cause London is drawing out. I live by the river. London calling to the invitation zone. Forget it, brother, you can't get alone. London calling to the zombie of death. Quit holding out and drive another breath. And London calling, and I don't wanna shout, but smile well when taken, I see you nodding out. And London calling, say we ain't got no high, except for the one with a yellow eye. The angels is coming, the sun growing in, the mental expected, the wind's growing thin. The angels start running, but I have no fear, cause London is drawing and I live by the river. London calling, and I was there too. And now what they say, the sound wasn't true. London calling, and
on the top of a dial, and after all this, you can get a smile. London calling. London calling, London calling, London calling, London calling. Va bene, non applaudite adesso perché non so ci perché sono sto scaldate le ridendo. mani. No, dico, non applaudite adesso perché poi ci sarà la sfida. Certo. E poi è chiaro che se uno non sta attento e va via come la signorina che Ma no, ma adesso lasci perdere, su poi è uno chiaro magari. che lei mi faccia la cortesia poi di non votare perché non sarebbe corretto. Ma Ecco. non dica così. No, è normale che una persona poi debba andare anche al bagno, non so, andare a telefonare ai bambini, è quello che- però Dopo. lei se è onesta non dovrebbe votare. Ecco, Magari ha ascoltato anche fuori di qua. Ascolta, Ma si ecco, sente strano, eh. solo questa signorina, certamente. No, dico, è stata via o era qui presente? Deve essere sincero. Ha sentito dal bagno, ho capito. Ecco. Allora, Scusa, Va Facciamo- bene, è regolare. facciamo- Allora, Facciamo musica da bagno. È eh. regolare. si è sente regolare. bene dal bagno, signorina. meglio. Era Anche per- perché ci per sono gli capire. altoparlanti in bagno, eh? Non so se avete notato. Adesso non entriamo, non mettiamo in imbarazzo la signorina. Signorina, a volte succede di andare al bagno, ecco. Va bene, comunque signorina può votare. Le chiedo Comunque, sentivamo bene anche noi. Comunque, però, Ah, scusa. Ah, ecco cos'era quel... No, scherzo. Scherzo. Va bene. come risponde? Come risponde Sì. a London Calling? dato London zero? Calling è questo grido, è la città che si rivolta, è il punk che arriva. Cazzo, mi è caduto il gin? No. E di conseguenza Non è si rivolta. la mia No, è piccola caduto rivolta. solo il punk. non si- Sì. Però è del 79 London Calling. Ricordiamo che i Clash non suonano solo punk, suonano tutto, c'è il rockabilly, c'è il Tutto. rhythm and blues, c'è lo ska, Tutto c'è il male. reggae, Tutto. spiccano tutto dentro in quel disco lì. Infatti. Però in Italia c'è Renato Zero che un anno prima, nel 78, si propone rivoluzionando anche i criteri. proposto a Ricordiamoci, tanti. era l'Italia della democrazia cristiana, rivoluzionando anche i criteri della morale sessuale. Lui va a casa di lei, E si 4 dischi, propone. un po' di whisky, decide, vuole trombarsela, ma lei fa trovare un altro lui, era uno lui e lei. Cazzo, e lui all'inizio è ritroso, dice io no, ma già è difficile. Io non ne faccio queste Ecco, cose. poi dice, ma poi quello se mi abbraccia, all'inizio fa il ritroso, e poi in realtà Chissà come mai. Sono cose che poi Capitano. nella vita solo l'esperienza ti può dire sì o no. Ecco, se certo. uno non Come è si- successo a lei quando è andato sui bagni turchi. Ma con chi? se lei Ma con chi? Con se Ricky ne va là, Martin. lasciamo Quel perdere. famoso Questa storia è cantante. vecchia. Ricky Martin, Però dico, se uno non fa esperienza non può mai scegliere. vero? Chiaro, va bene. Va bene, allora Io non so se me la... Cioè, non Chi so la se- canta questa Non qui? posso cantarla io No, chi questa, la canta non ho questa esperienza. non lo so, lei ha mai avuto esperienza? Io no. Meglio che la canti Va lei. bene, allora, La canta lei. allora, Allora la canta lei. allora faccio che cantarla io. Lei che è algebrico. Chiaro che qualcuno si può fare anche un'idea. Diciamo che sono Ma no, non è Ma no, vero. sono una persona che è sempre stata aperta. Ecco. Lo sappiamo. Allora, siamo pronti? Più o meno. Ma perché io devo sempre dire le cose mie? Vabbè, perché è Olmoti che ha fatto quell'introduzione. Metto il Ma cuore, anche metto lei, il dopo cuore. te, ma E perché? poi... cercherò di stare un po' più Allora neutrale. cerchi di stare un po' più. One, two, three. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, 4 dischi e un po' di whisky, sarò grande vedrai, dammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei. Chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è?
io volevo incontrarti da sola. Semmai, mentre lui Chi è? lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità trovarsi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi tra le braccia lui. Oh oh oh, non è il mio tipo. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola. Perché mai mentre lui Chi è? lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Sia difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto di certo, ma troppo, mollalo! Il triangolo no! No. Non lo avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato, mentre io rischierei, ma il triangolo lo rifarei, perché no, lo rifarei. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Parabà, parabà, Il suo ruolo mi spieghi qual è? parabà, parabà. Io volevo incontrarti da sola. Mentre lui Chi è? lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te, mollalo! Pa, Ba, 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 ba. Cosa ha lanciato? Adesso bisogna determinare se vince un gruppo o se vince il singolo. Adesso chiamati a non ho determinare. capito, siamo ho detto, adesso bisogna determinare se vince il gruppo o vince... interminare, sai che non capisco, scusi. Ma guarda dallo Torino va allora, bene. non lo so io. Tutte le volte, mamma mia. Vabbè, cerchi di essere anche più preciso. Casanta Baccanè per piacere, Cosa da bacana? Ma io, è lei che si... Vabbè. No, mi man tabacco, È che Santa Bacca per piacere. Napoli da Napoli. Quando ci va, ci va. Comunque, per chi non conoscesse il regolamento, potete votare solo per un artista, non per tutti e due. E ricordatevi che sopra ci sono le telecamere che controllano tutto. È vero. Però sopra. Sopra c'è sempre chi ci guarda. C'è il VAR, abbiamo il VAR. Manu, ciao. Vabbè. Abbiamo Tu che ci l'ispettore Ginco ed Ezio Bavola che controllano tutto quanto. Con Perciò Manu, fate ciao. attenzione che non potete barare. Allora, adesso al mio 3 applaudirete per, se ne avete voglia, per i Dickless. Chi? I Beatles. Dickless. Ma chi? The Clash. The Clash, come si The chiama? Clash.
De Class. Di Class. I sì. Class. Ma prima l'hai Cos'è? detto Un prodotto bene. per lavare Ma i prima vetri? Cos'è? l'hai detto. I Class. Va bene, i Comunque, Class. Con che brano? con il brano London Collie. È un cane. E infatti, È tipo quella Border è Collie. quella che faceva Lessi. Sì, sì. È quello. London Comunque, Collie, Dai, sì. non rompete le avete capito. Ma no, ma devi dirlo, sei un notaio. È un cane London- pastore, il London Però di Collie. Londra. London Collie. Cittadino. È giusto? È giusto. È giusto. È il cane dei Allora, mod. al mio 3 votate. 1, 2, 3, via! È il cane degli statuto. Avevano l'ernia, eh? Beh, non è andata tanto bene il London Collie. No, infatti, il Collie non va. E invece adesso si vota per Renato Zero con il pezzo... Però Guarda che rischia la squalifica. Zero, rischia- se fate lo so, così, no. non mi fate squalificare Ricordatevi Renato, che c'è il VAR, sempre, ricordatevelo. Allora adesso votiamo per il triangolo di Renato Zero al mio 3. 1, 2, 3. Dai, che magari stasera andiamo a casa presto. No, no. Adesso passa a zero. Non- Ma è schiacciante. senza dubbio schiacciante. 1-0 per Renato Zero. Ma anche schiacciante. Sì. Schiacciante. Va bene, allora cari amici, essendo questo schiacciante, essendo che poc'anzi ho ricevuto una brutta critica da parte di Lobue che mi ha detto, mi ha dato un aggettivo, Napoli. Perché? Cosa ho detto che non va? Allora cari amici, questo lo dico per tutti i Facci vedere i Napoli, documenti. per tutti i Napoli che sono presenti qua, non sarà più da oggi una colpa essere un Napoli, no. Perché cari amici, Ah, perché adesso sono italiani anche loro. Renato. ma non, perché mi deve sempre rovinare, soprattutto quando io parlo degli sponsor? Maledette- Perché, Ah, scusi. Le giubbe verdi sono. perché gli sponsor, io gliel'ho sempre detto, poi non pagano. Invece prima pagavano. No, è per quello che non paga. Ecco, non pagano Una perché lei volta. rompe le scatole sempre. Va bene, allora chiedo scusa. Non sarà più, ha voglia di stare attento, Mao? Stavo tirando fuori delle Le caramelle. caramelle, stava prendendo le caramelle. Tira fuori le caramelle, stia attento. Cardigan, no, sta calmo, ecco. Non sarà più un problema essere un Napoli, cari amici. Io so che molti di voi hanno vissuto questa tragedia, ma da oggi c'è Agnesa. Chi? Agnesa. E cos'è? È nome di femmina, Agnesa. Agnese sarà. Agnese. Cosa sta Scarta le facendo? caramelle. Ma perché Zitto, deve zitto. mangiare? Ma mica deve limonare nascosto. qualcuno adesso. Io lo so che ha l'alito brutto, amaro. Ma scusi, Però perché adesso ha mette la mangiato pastiglia? qualunque genere di... Cioè, dal allora- torroncino alle caramelle in continuazione, si è fatto venire addirittura il diabete ancora un po'. Allora perché Adesso deve mangiare questa caramella e non offre neanche? È Le ho quello messe che- lì, se le È vuole. quello il Le ha dramma. messe Le lì. ho messe lì. Va bene, allora cari amici, da quest'oggi c'è Agnesa. Agnesa e diventi piemontese, ma non fa rima. Non fa rima. Agnesa e diventi piemontese. Semmai Non fa Agnese. rima. Eh? Agnese. Agnese. Agnese diventi piemontese. Ah, è vero. E che nome è Agnese? È un tipico nome. Di femmina Agnese. boh. E allora facciamo Agnese e diventi piemontesa, che diventa più... Non faccia lo spiritoso. Da oggi c'è Agnese e diventi piemontese. Ah. L'unica pastiglia che una volta ingerita può trasformarti da un incallito calabrese in un langarolo da 24 generazioni. Come era bello il Piemonte prima che arrivaste voi maledetti Napoli che non vi posso sopportare. Ecco. È vero. Siete arrivati con le canoe, si sono messi sulle canoe e poi si sono seduti tutti sulle canoe. A un certo punto diceva andiamo e uno ha detto guarda che devi remare. Ah sì, e la metà sono rimasti in meridione perché col cazzo. Ecco, quelli pochi che avevano voglia hanno iniziato a remare. È vero. Ci hanno impiegato 50 anni a arrivare in Piemonte. Sono partiti dalla Puglia 50 anni. Pensa come remavano. Una remata, poi un Al aperitivo. rallentatore.
un TFR, Soprattutto l'aperitivo. 15 giorni di permesso, la vacanza. 50 anni queste diaspore per arrivare qua, e poi sono arrivate davanti a Giancarlo con ste canoe. Io me lo ricordo, sono arrivate e uno ha detto c'è lavoro qua, e c'era uno che portava il cane a cacare lì ai Murazzi, fa qua è pieno, ragazzi andiamo. E sono andati sino a Gardaland, capite? Non c'era verso fare rimanere qua, che palle, hanno detto. Sei talmente Napoli che quando vai a Quinginetto dici raga respiro male, deve essere la fame dell'altura. A Quincinetto. A Sì, Quincinetto. è già troppo... Io mi ricordo una volta da bambino, l'unica volta che mio papà aveva detto dai andiamo a vedere com'è la Valle di Aosta, ci eravamo messi in macchina, mia mamma arrivata proprio a Quincinetto fa Nicola non respiro, io ero bambino, mio padre fa madonna, si era preoccupato, ha detto che cos'è, perché aveva visto le montagne, cioè, che poi non sono montagne, io dico Quincinetto forse è ancora più bassa di Viale Tovez, ecco. Mia mamma, come ha visto quelle montagne, fa Nicola, torniamo indietro, la montagna non fa per noi. Mio padre ha girato la macchina, ecco, e siamo andati di nuovo all'aeroporto a Caselle a vedere gli aerei che... Tutte le domeniche andavamo a vedere. Non ci andava nessuno a vedere lei, non guarda. ci andava nessuno. E non andavate a vedere i treni partire. Sei talmente Napoli che metti ancora il portasci sulla macchina e manco sai sciare. Che l'ultima volta che sei andato al piano della Mussa sei partito alle 3 da casa e la tipa col tacco 12 ha esclamato mo fa freddo ma non c'è la cremeria. O quella volta che ti hanno fatto andare al Tazzetti dopo 12 ore il CAI, ti hanno portato su i cane, sei arrivato al Tazzetti e hai detto lo fate il caipirosca. Sei talmente Napoli che pensi che nella fontana di Piazza Rivoli arriva ancora l'acqua dal piano della Mussa e vai a fare la fila con i pintoni. Quella è buona, quella è buona. Che quando compri la casa, quando i Napoli comprano la casa, la prima cosa che guardano è il balcone. Mia madre quando avevamo preso la casa popolare, che poi voglio dire, non l'aveva neanche comprata, mia madre è andata subito sul balcone e fa Nicola è piccolo per fare lo studio a te. E mio padre faceva il fresatore. Cazzo di studio doveva... Ecco, poi in casa ha tenuto diciamo della ghiaia del Sangone come pavimentazione. Invece sul balcone ha voluto il cotto fiorentino. Mi ricordo che quando ero piccolino che giocavo così mia madre fa dove vai? Vito! No Antonio. Sono talmente vere queste cose che io correvo, stavo andando sul balcone. Antonio! Dove vai? Mi giro. Mamma, sto andando sul balcone. Metti i pattini. Perché il balcone era la cosa. Allora, ma i pattini a rotelle o i No, pattini? no. no, i pattine. pattini. Le pattine. Allora, cari amici, da oggi c'è Agnese e sarai subito piemontese. Proverai anche tu una forte attrazione per il burro da subito. E stasera, il cari bagno amici, cauda. cena con caffè light e grisin. Basta le lasagne. Agnese è disponibile nei gusti Lanche, Caluso e Mazzè. Oggi anche Basso Monferrato e Cisterna d'Asti. Quindi diventi piemontese, prenditi l'Agnese! Va bene, era lo sponsor. Olmo, vogliamo ritornare alla gara dopo questa pagliacciata di Lobue? Ecco. Allora, la gara riprende. Scusate. Che c'è? Ma cos'è che... Che è successo? 1976-1986, un decennio dunque, caratterizza la produzione dei Clash, del gruppo dei Clash. Proprio. Clash.
nel 1982 partono, poi fanno una tournée, se ne vanno in Asia, vanno in Australia, raccolgono altre idee, raccolgono altre lingue, sono totalmente affascinati dalla contaminazione, dalla possibilità di cantare in 1000 modi diversi, quelli che sono poi dei criteri fissi che ripetono, sono sempre le stesse. Combat Rock è l'album da cui viene fuori questa esperienza. La canzone è una canzone che in qualche modo si interroga, è un dubbio omletico che si ripropone al nostro Novecento con la forza dell'epoca shakespeariana. Should I stay or should I go? Infatti, l'avevo detto io. Vede? Darling, you got to let me know. Where should I stay or should I go? When if you say that you are mine, I'll be until the end of time. Come on and let me know. Should I stay or should I go? This indecision bother me. Suppose I wanted to be free. One day it's white and the next is black. So if you want me off your back, come on and let me know. Well, should I stay or should I go? Well, should I stay or should I go now? Well, should I stay or should I go now? Well, if you baby, you're in the trouble. Oh, come on and put it double. Well, so you gotta let me know. This indecision bother me. Suppose I wanted to be free. One day it's white and the next is black. So if you want me off your back, so come on and let me know. Well, should I stay or should I go? Ay, caraco, hey! Where should I stay or should I go now? Where should I stay or should I go now? Well, if you, baby, you're in the trouble. Oh, come on and put it double. Well, so you gotta let me know. Where should I stay or should I go? Where should I stay or should I go now? Where should I stay or should I go now? Well, if you, baby, you're in the trouble, come on and put it double. So come on, let me know. Va bene, i Clash, The Clash, Questa c'hanno- formazione inglese, come ci ha detto benissimo il nostro Olmod. Allora, come risponde Renato a questa provocazione dei Clash? Se i Clash in qualche modo erano dubitativi, c'era comunque la possibilità, c'era comunque, si prospettava l'ipotesi di una scelta, per Renato non c'è. Ti hanno chiuso, ti hanno spento. Renato invece tira fuori proprio una certezza, non ha dubbi. La certezza di Renato è l'amicizia. È un legame forte che va oltre la possibilità che ci si intrecci in triangoli amorosi sfrenati di cui ci ha parlato per esperienza diretta il dottore. È piuttosto
si lega. Eravamo noi tre comunque, non so se hai capito. Cioè, questa cosa. Ah, me lo ricordo. Ma davvero? Ci sono dei- Sì, Ci sono dei video nei canali, era una- nel deep web ci sono dei video del trio Trio Marciano che Marciano, fa delle sì. robe, sì. Cioè, no, non faccia così. No, lo so, lei ma è un se uomo. c'era anche lei. Sai che l'immagine è veramente agghiacciante. Comunque, vabbè. Sta di fatto che quindi Renato risponde con una certezza, l'amicizia, questo principio e questo legame forte che in qualche modo fa di lui una persona che si sa collocare all'interno dello scenario. Fa 48 dischi, 48 dischi, non è roba. Fa 48 dischi. Proponendosi quindi con registri diversi. Amico Renato Cresci ne ha Zero. fatti 3, non sapevamo che pezzi mettere perché non avevano il repertorio. Basta, Fatto non si fa sandinista così. che c'erano pezzi che Dai, che duravano questa era Should I 30 Say, Should I Go, che era secondi, c'era quello uno che forte. faceva- Cioè, Però, notaio, dica qualcosa, sta facendo in modo che il pubblico... No, E poi ce ne andiamo a casa, ha detto la verità. finisce Ma il qua. notaio! La verità. Finisce qua. Ha fatto solo 3 pezzi, era ragione. Vabbè, poi 4, quanti erano? Vai. Vabbè. Abbiamo scelto. Sì, sì, come sempre. sì, deve esserci un Cosa contatto al succede? microfono Perché ogni come tanto al suo cervello. vai e viene. Come le Solo luci che di Natale. Al microfono può, Anche il cervello va e col viene. cervello vabbè. E allora, Amico. Amico. Qual è amico? ma in che tonalità me la vuole mettere? Come quale amico? Il re, va bene, il re. Ecco, vogliamo fare un applauso a Florinda per non metterla in imbarazzo. La Grazie nostra Florinda. Fonica, tra l'altro bravissima, anche bellissima, la Florinda. Lei non deve fare baccaglione però. Va bene, era perché tanto non ce n'è. Aveva Va la bene. maglia a righe. Ha la maglia come Mao. Ah, per quello prima nel camerino gli ha dato. È vero, hanno la maglia. Mao Non gli ha è da- più marinaretto, comunque è No, cardigan, ma non l'ha marinaretto. tolto. Però quando Grande. sono arrivate, Mao gli aveva dato un passaggio alla Florinda e gli ha detto per favore se ti puoi mettere in rigato, perché sennò sulla gondola non stiamo bene. E lei fa va bene. Mao in che tonalità me la vuole L'ho già detto, mettere? il re. Me lo vuole mettere Gliela in re? metterei in re. Facciamolo in re. Bravissimo, quando vai in menestrello. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile xenofonia. Se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci sarà, resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte, lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso pensiero, io e te, il mio respiro sarà tornare ragazzi a crederci ancora un po', sporcheremo i muri con un altro no. Se vuoi andare avanti, perché sei figlio dei teri. Ma se giocando nella tua giacca scoprissi che Dietro il portafogli un cuore ancora c'è, amico cerca me. E ti ricorderai del morbillo e cazzate
tra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, eri le vele spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di io e te, lo stesso pensiero, io e te, il tuo e il mio respiro, sarà tornare ragazzi e crederci ancora un po', sporcheremo i muri con un altro nome e fai se vuoi andare avanti, perché sei figlio dei tempi, ma se frugando nella tua giacca scoprissi che dietro ai portafogli un cuore ancora c'è, amico cercami. Grazie, scusate, ho gli occhiali, purtroppo ho messo gli 0,25 e sono diventato 0,50 e allora ogni tanto vedo doppio. Va bene, Adesso scusate. questa deve perdere. Allora, No, no, ma non deve dire niente. Così però, ho detto così, a però passare. aspetti, lo bue, scusi, notaio, mi faccia solo dire una cosa a me. È chiaro che il pubblico è intelligente, cioè perché io ho sbagliato su questa canzone? Ma lei non lo deve Perché? dire, se no sbagliamo No, tutti. ho capito. Però il pubblico deve capire che se è chiaro vince Renato Zero, noi ce ne andiamo. Ma lo Finisce la sanno, serata. ma poi Va bene, ma io Trovi. ma lo dico perché. va- Allora, andiamo alla votazione. Oh. Andiamo alla votazione. Fai qualcosa. Fai Renato, al qualcosa microfono. al microfono perché. cioè, Renato, Ecco, bravo. prendi il mio No, microfono. bravo. Ma scusi, adesso va. non sente quando è staccato il microfono? no. E non ho il ritorno. Nella testa? Infatti. Non Ma importa. no, non ha le spie, Adesso, magari non sente. bando agli scherzi. È come un gasteropode. Votiamo per i Class. Class. Ma che Di class? Class, giusto? Di Class, Sì, Di Class. Chicless. Il pezzo si intitola Shuba Stay o Shuda Go. Shura Shuba Stay. Stay, Shura. Su, Per favore, Fabrizio. Infatti, non facciamo, Per favore. non facciamo i volgari qua. Comunque, Sugar Day, Sugar Do. È asciuga, è diventato asciuga. I Cambio class. 3. È piaciuto, eh? È un bel pezzo, in effetti è un bel pezzo. Shuda Gay, Shuda Asciuga Soy, che Shuda Baby. Pazzesco. Ci fa ancora più dispiacere andarcene ora che avete capito il meccanismo. Tocchi il microfono, lo bue, tocchi il cavo. Tocchi il cavo, non si Notaio, prende il mio microfono. prenda il microfono, prenda che Florinda sta facendo un pessimo lavoro stasera. Prenda. Oh, no, ci siamo. Cambiamo microfono. Vabbè. Adesso. Per non mettere in imbarazzo. Se no faccio i segni anche, è uguale. No, non va bene. No, lei Sono chiamati vabbè. a votare. E invece adesso votiamo per Renato Zero con il pezzo amico. Al mio 3. 1, 2, 3. Madonna, avete Non è le... piaciuta. Hanno Non è piaciuto l'ernia, un cazzo. avete Cioè, l'ernia chiaro, però. È colpa mia che È ho un sbagliato. pezzone. È un no, pezzone. ma- C'è quelli- ma E perché ho allora a sbagliato? questo punto siamo 1-1. Era bellissima. No, ma ho sbagliato. Guardi che la bravissima Florinda gli ha dato un nuovo. Facciamo un applauso a Florinda, perché io scherzo. Allora, Vabbè, prima di vabbè. fare un applauso a Ma Florinda, non funziona aspettiamo un attimo. ancora, è una cosa che deve
Aspettiamo, non sprechiamo cresce. applausi. Gli danno i microfoni come Barbie, cioè le roba finta. Va bene, ma Dai. il problema non sta Tra l'altro tanto... ti hanno rubato la palla del microfono. No, anche C'è perché... solo la mazza. Va bene, sa Ma è per gli perché amici da è un casa, problema? Perché noi adesso dovremmo fare il nostro gioco, il nostro quiz. Come facciamo? No, C'è, no, c'è, funziona, c'è. funziona. Adesso va. Vedi che è a carica, Va. si carica piano piano. Va o non va? Grande, Grazie. Va. grande Florinda. Vabbè, Grande ragazzi, Florinda. le cose tecniche succedono, le cose Oh, tecniche certo, succedono. adesso Le passiamo famose cose tecniche. a fare la cosa tecnica. Intanto è andata via una signorina che aveva ancora il Loden. Te lo un giuro. cappotto, era un cappotto. Non era un cappotto, Era era un un Loden. Ma ha cappotto. fatto il furbo che era un Loden, quella si vede che gliel'ha data la chiesa. Ma cosa ne sa Ma che male lei? ci Ma sarebbe, sì. tra l'altro, scusi. Si vedeva che era donna. Ma lei si deve fare i fatti Ma diciamo non è che mi è piaciuta tanto. solo perché sei andata via prima. Ma no, per il Lei si lodo. sta- Andate via prima, si vede che chiudeva il cottolengo. Avrà un appuntamento magari. Hanno quegli orari, Ma ma lasci che... stare, ma Vabbè. non faccia. Allora, è arrivato il troppo momento. lontana. È arrivato il No, momento. no, è troppo lontana. Troppo Del quiz. Vai. Momento del quiz. Come Vuole faccio ad arrivare spiegare? fino là? Shh. Ray No. vuole spiegare il quiz. Allora, Non so- attenzione, il quiz di Canzonando in questa sua ultima puntata. crollando tutto lì. Nel frattempo sta succedendo dei casini, Stanno ma non facendo, importa. cioè, una specie È- di trasloco. È una cosa che. Cosa è Che successo? cazzo è? No, non fatevi proprio i cazzi vostri così. Ma no, spostano mobili. Perché vogliono venire qua in pole position. Ah, È la, la famosa pole position. Buonasera. La musica contemporanea. In pratica noi faremo, come sempre, due canzoni in contemporanea. Sì. Due canzoni nel senso che la musica e anche la melodia sono quelle di una canzone, mentre il testo è quello di un'altra. Non è una cosa così strana, in realtà diciamo che questa cosa succede anche molto spesso nella musica normale, quando uno scrive una canzone, poi propone un testo, qualcun altro scrive degli altri. Quindi in realtà magari non lo sappiamo, una versione come quella che andremo a fare è esistita ancora prima Può di essere. quella che Può essere, può poi darsi avete... che questi due si sono trovati una sera, uno portava il testo, l'altro la musica, hanno provato a crocchiare, hanno detto non è cosa, però comunque Sarebbe venuta fuori questa cosa bene, qua. sarebbe La venuta domanda fuori. sarà poi quali sono i due artisti e le due canzoni, diciamo. Esatto, allora Però noi- prima dobbiamo conoscere la persona a cui lo chiediamo. credo. bravo Ray, grazie della spiegazione. Savino, hai trovato... Va bene. Eccola qui, allora vediamo, c'è una signorina, io non vedo purtroppo perché ho gli occhiali di vista, ho gli occhiali di vista. Allora, Pronto? sì, pronto signorina? Sì, ci sono. Pronto signorina? Sì. Ecco, la sentiamo. Lei, intanto voglio essere un po' indiscreto, forse. Signorina, lei è coniugata, è fidanzata, è sposata, è signorina, come è Single. messa? Come- Single. Ah, come si interessante. E come si chiama? dice. Chiara. Chiari. Chiara. Come Chiara. si chiama? Chiara dice. Non ho capito. Dice Anna. Chiara. Ah, ho capito. Va bene, allora, come mai lei è sola, Anna? Non ha trovato? Oppure è una scelta? No, no, incidenti di percorso. vi trovo Ah, ho così, capito. ecco. Ecco. E avete fatto il CID? Sì. Neanche quello. Va bene, allora, degli incidenti dei percorsi me ne sono successi ultimamente. Devo essere sincero, strano perché io non sono mai stato mollato. Invece. E due cose a me nella vita non riescono: stare con una donna e passare alla revisione delle macchine. Capisco come mai. Ecco, vabbè. Allora, Sabina, cosa fai? Sabrina. Chiara, Sabrina. lei si chiama Chiara. 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 Clara, cosa fai? Cosa fai nella tua vita, Clara? Avvocato. Non lo dovete fare voi questo. Se no... Ma a me non mi sembra voce di avvocato. Non mi sembra, deve Perché essere... come sono le voci di avvocati? Perché scusi, Diverse, una voce- diverse. ma poi cosa c'entra? Lei può giudicare una persona dalla voce, cioè, Ah, solo la voce lui Ma a dice, me non mica mi la sembra persona. voce di perché avvocato. come c'hanno? Ma a me, secondo me, questo rompe il cazzo con i call center. Ma non ma cosa dire? Ma cosa c'entra? Ma sì, Poi c'è questa deve essere quella
di Fastweb che mi ha rotto i coglioni 2 mesi per Adesso lei, chiamava se un ha dei giorno problemi sì, con un giorno no. Fastweb sono fatti suoi, adesso non è il caso che si metta a raccontare. Cioè, se uno lavora non- Adesso ci fa il culo Fastweb. Teniamoci l'avvocato perché Fastweb ora. Chiara, guarda l'avvocato che veramente. Chiara? come si chiama Clara? Clara, no, guarda che non è una brutta cosa pulire le scale. Non è, anche se guardali le mani se sono tutte aggrinzite dell'acqua. Va bene, allora adesso ti facciamo la canzone, cara. Comunque, se ti vuoi guardare intorno, ci sono, diciamo, anche degli uomini che arrivano dallo spettacolo che non so niente male. Diciamo, non sono più tanto giovane, però ancora. Vabbè, comunque. Siete pronti per. Siamo pronti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pierde suon in coppa e giornale. E mamma ti minaccia e papà ti s'arraggia. Ti si fa gira capa con tutti sti fumetti. Guardati in lo specchio, vuoi fare torero. Torero, torero, torero. Ti si piazzata in capo su sombrero. Torero, Qui. torero, torero. Dici che sei spagnolo e non è vero. Seconda Ti è strofa. fatta a giacatella corta un canzoncella street e un riccioliello in fronte. Ti rida gente a rete e a te non te ne può. Ti sente un Marlon Brand che a spassa se ne va. Torero, torero, torero. Ti rialzata in capo su sombrero. Torero, torero, torero. Dici che sei spagnolo e non è vero. Bene, A me la parte del dici che sei spagnolo non è vera, mi piace un sacco. trio Marciano, un applauso a Ray Martino, voce basso, Mao, chitarra e voce. Il dottor Lo Sapio. Caone voce. Anzi, slap caone e voce. Dottore, Carla è rimasta in piedi. Carla è È stata ancora in in piedi, piedi. sì. Allora, Standing scusa ovation Carla, per lei. Carla, allora, Carla. Carola, hai sentito le due canzoni, Carola? Adesso mi devi dire quali sono i due, sono due solisti che interpretano e quali sono le canzoni. Prego. Riderà, Little Tony, Riderà Little Tony. Torero, Carosone. Aspetta. Falsa esultanza. Cara Michela, la risposta esatta! Vera esultanza. Facciamo un applauso. Grazie che ti sei prestata. Grazie che ti sei prestata al gioco. Facciamo un applauso perché state simpatici. No, non basta un grazie. Ah no, è giusto. Alla Attenzione. nostra simpaticissima Chiara faremo questo
questo omaggio floreale Bello. gentilmente offerto dalla nostra amica Tiziana Fiori, via Cimarosa 80. Ecco, prima di concedere, scusi lo bue, Sì. intanto daremo il mazzo di fiori. Sì. Prima di concedarla, vogliamo ricordare quali sono le specialità della della fioraia? Tutto quello che riguarda l'ambiente floreale. Sì. Tipo? Cioè, Tipo- matrimoni, battezzi, Però anche anche copricassa, tralci, insomma. Tra l'altro io avevo chiesto Sì? Corone. anche le corone, cuscini, Io voglio sentire. fare un bel tralcio per il Capitan Frido, perché ho saputo No, che... ma dai. Ah, sì. E infatti, Ecco, e facciamo. invece per quei colleghi, sai quando muoiono i colleghi, che uno mette sempre poco, 2-3 euro. Ecco, Cosa si riesce a fare? Cosa si Un riesce a puff, fare? facciamo i puff. Grazie Chiara. Chiara, grazie. Scusa. Alla prossima puntata. Ah, non c'è la prossima puntata. È l'ultima volta. Vabbè, ultima sfida. Io chiedo scusa, ma a me Cosa c'è? a me sta cosa dei fiori dei Anche a morti. me piace. Vabbè, ma è normale. Bello, no? beh, C'è una fioraia, cosa deve fare? È la vita Vada che si avanti, dice. Però fa anche matrimoni e battezzi, E Ma non deve battezzi. neanche Battezzi. rispondere, Battezzi lei, tu. non deve Battezzi. neanche rispondere. Sono- Vada avanti Ormoni, Facciamo vada avanti. battezzi. Come Anche diceva prima Ray, comunione. come diceva Ray, il mazzolino di fiore che ha dato alla nostra amica Sì. sembrava proprio quello che portano i bambini alle nonne. Sai che No, è vero che le un nonne bel sono ramo già di nella orchidea, non celletta dica che hanno balle. fatto. Sai quello che c'è in mezzo piccolino? Sì, dove- perché hanno Sì. fatto già la celletta, ecco. E ci stanno pochi fiori. Ma vai, ecco. Vabbè, non è noi vero. mettiamo la nostra Quei vita. fiori che lo bue rubava allo spartitraffico, tra l'altro. Perché... Vabbè, Non ho mai rubato fiori. Ultima sfida. ultima sfida, siamo alla fine, cari amici. Ci Ultimi siamo. talk. Siamo molto seri perché siamo Sì. arrivati, come dire, È alla prova del 10. Ma non era 9 una volta? Ma questo è ancora dopo. È l'ultima puntata, è 10. Ah, bello. Scusa. Vabbè. Senta, non mi riprenda lei sulla scuola perché proprio... siamo proprio, ecco, prego Olmotti. Allora, sempre da Combat Rock abbiamo scelto un altro pezzo che in qualche modo significa è l'uno dei 3 pezzi che loro stupidi dicono, ne hanno fatti molti di più. Ricordo l'album triplo sandinista che tutti voi avete acquistato anche perché voglia, era c'è a una prezzo casa ridotto. piena. Non avete comprato C'erano un pezzi cazzo. che duravano 3 secondi. Ma lei non sia di parte, al limite dopo. Vabbè, in questa ipotesi incredibile di commistione, di stili, di ruoli, che vedrà poi Joe Strummer, una volta lasciati Joe Strummer, che è scomparso, che sapete che è stato un po' l'anima dei Clash, vedrà poi formare i Mescaleros, è ancora coinvolto in 1000 altri esperimenti. Rock the Casbah è forse il pezzo che più di tutti rende ragione di questo melting pot, di questa torre di Babele che andavano edificando pezzo dopo pezzo, nota dopo nota, i Clash. Flash. Insomma, King of the boogeyman. Let the drugger drop. Going down the desert way and shaking to the top. And shake on down this Cadillac and cruising down the Vale. And Moon as they was standing on the landing of the grave. Shake don't like it. Rockin' the cash bar, rockin' the cash bar. Shake don't like it. Rockin' the cash bar, rockin' the cash bar. My order on the profit. We band a boogie sound. Teenager and the faithful with the crazy crash bar sound. Know they better working to the electric on the drum. The local get a bucket with a kid and get in town. As soon as the shepherd is can squeal and they begun to wait. Shining don't like it. Rockin'
cash bar, rocking the cash bar. Charlie don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Charlie don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Charlie don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Now about the tempo, and I really back am in. The ground is said it's cool to take a shock and pain, but the winners changed direction, and the battle took a fight. The crowd and get a wheel, with the crazy cash bar giant. Sheriff don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Sheriff don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Sheriff don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Sheriff don't like it. Rocking the cash bar, rocking the cash bar. Ray Martino, Mao alla voce. Rock in the Casbah. Va bene, il rock nella Casbah, no? Il rock Sì, nelle vie della Casbah. Della Casbah. tipo a casa sua. fa. Però scusa, abbiamo fatto questa qui, amico, che io pensavo si chiamasse Pensiero. Io e te. Poi abbiamo fatto il triangolo. Anche di Renato Zero non è che sia rimasto tanto. No, di Renato Zero è rimasto un fracco di cose. Ha fatto 49 dischi, ha fatto... Infatti. Cioè, di quelle famose sembra che proprio non ce n'è nessuna che abbiamo Ce n'è, dimenticato. ce n'è. Questo Vabbè. è, guarda che Renato Zero Ce n'è. Ce n'è, ce Ma n'è. tipo? stava Ce n'è. nelle case lì occupate e perdeva Sì. tempo. Questo Renato Zero lavorava perché aveva bisogno di mangiare Dove stava Renato Zero? e quando uno ha bisogno di mangiare fatica. Ecco. Fai i soldi poi. Fa i soldi ma Compra. lavora, deve lavorare. Ed è per Vende. questo che abbiamo scelto una delle canzoni più sfrontate, una delle canzoni più provocatorie. Appunto abbiamo detto i registri sono diversi, quello di Amico, ce n'è uno più ecumenico, uno un po' più in cui il messaggio è sempre di pace e d'amore, e poi invece c'è quello delle origini molto sfrontato, molto in cui lui si truccava in maniera un po' come lo vuoi adesso. No, io non sono truccato. E parlavamo appunto della necessità in qualche modo di concretizzare anche economicamente questa scelta ed è esplicita, è il manifesto un po' della prima era di Renato Zero. Questa canzone, la canzone è ed è l'ultima canzone di Ma non Canzonando. potevo andare alla truccatrice. Ma Mi cosa vendo. c'è? Ma non- cosa c'è? Ma mi lasci stare. Mi lasci, che fastidio le E do? ho visto che si faceva Va dei bene, capelli. sono vanitosa, va bene. Che fastidio le do? Ma non lo so. Ma al limite le sta dando Scusi. fastidio no. tutte e due. Beh, lo storico stava parlando, lei si faceva aria i capelli. Va bene, ne ma non frega è che lei? disturbavo. Vabbè, va. Ma distrae la gente, però. Ma non è vero, la gente non è vero che non La è, gente non è è cattiva. distratta. Sì, rompicoglioni Ma proprio. adesso Facciamo lei è un st'ultima notaio. puntata. Scusi, Però Lei è un all'ultima notaio, non puntata può dobbiamo parlare così. litigare. Poi ci sciogliamo come i Beatles. Eh. Dica Beatles. Beatles. Bravo. Noi Ce non l'abbiamo ci- Gli fatta. scarafaggi. Bravo. Vabbè. E noi, oltre ad avere lì la casa piena, noi non ci dobbiamo sciogliere, noi dobbiamo essere sereni. Intatti, come adesso. Ecco, dobbiamo essere sereni. Prego, Olmotti. La canzone che ho cercato già di esplicitare il titolo, l'ho detto, ma è stato seppellito era Mi perché Vendo, parlano vabbè, sempre ci qua. riproviamo, Mi Vendo, è Renato Zero sfrontato e spregiudicato. Grazie. Allora, prima di chiudere, perché poi ci sarà la votazione, io volevo fare solo un picco, sono serio, volevo invitarvi sabato e sera a Borgaro, che c'è una bella manifestazione pugilistica, me ne sono accorto perché ho toccato il naso che ultimamente c'è una bella manifestazione pugilistica al palazzetto di Borgaro, dove ci saranno due bei match
professionisti, uno anche di box femminile che si sta alzando di livello, è bellissimo, sta diventando veramente bello, e poi 4 match elite. Elite è la massima espressione del pugilato dilettantistico, però non ci sono i caschetti, quindi chi volesse venire, ci siamo io e Mao, perché io presenterò, farò il announcer. Cosa fa lei? Il ring announcer, Il ciaparato può fare. lo speaker praticamente, sì. E Mao farà dei contributi anche video, Alla pianola. veramente i contributi video di Mao sono proprio belli, ecco. Mentre i pugili combattono si vedono le gambe di una tipa, oppure... No, non è vero. Non è vero. Oppure Mao che sbadiglia proprio quando c'è un capo, tira giù e si vede solo uno morto, ecco. Comunque non sono male. È una regia un po' così. Comunque vi aspettiamo al palazzetto di Borgoro, perché la box è un gran bello sport e vale la pena andarlo a vedere. Allora, dopo questa scusa ho fatto questa interruzione perché ho degli interessi. Sì. Vogliamo spiegare quindi quale canzone facciamo? L'ha detto. Allora, lei c'ha la la canzone Il carrozzone è una delle canzoni. No, era bella anche quella, però. Vabbè, ma però abbiamo scelto ne l'altra. ha fatte Perché è tante. più bella comunque, mi rende più bella. Vabbè, Siamo pronti, ragazzi? Sì. Allora, Sì, le palle. non faccia lo spiritoso. Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do 2 ali, sai. Oh no 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 no, mi vendo un'altra identità, ti do quello che mando, distratto non ti dà, sì, mi vendo e vedrai, a buon prezzo si sa, muchacho, sì, mi vendo, si sa, a buon prezzo vedrai. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me, non è la mia tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un bara pure un re, sono la chiave dei tuoi pensieri, guarisco i tuoi mali, vedrai, vendo la grinta che non hai, ti vendo che vengo, ti do 2 ali, sai. No, 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 mi vendo la mia felicità, ti do quello che manda, distratto non ti dà, ti rivendo e vedrai, a un buon prezzo si sa, sì,
Grazie. Si è emozionato a fare sto pezzo. Ma cosa fa? Ma non deve influire. Vabbè, l'ultima puntata, Bene, dai. Vabbè, ma non vale così. Scusate, Siamo arrivati alla fine, 1-1. accompagnato da questi decisivo. due bravi musicisti mi sono esaltata. Cioè mi sono esaltato, sono diventato pazzo. Ma questo pezzo mi vendo, lei lo sente proprio particolare. Io lo sento in particolare, poi può darsi che diciamo se mi metto in vendita qualcuno mi può anche prendere. Che dici? Ma chi è che vuole che la compra lei? Non lo so, io Ma va. Adesso non si metta lì Ma a va. fare quest'asta. Ma non è vero. Come? No, l'asta di chi lo compra e chi lo vende. Ma va, deve fare questa figura di merda di nuovo. Ma scusi, chi è che ce lo compra? In amicizia. Guarda, nessuno ha alzato la Ma in mano. amicizia. vabbè, piedi baschi anche, difficile. Solo i maschi hanno alzato la mano. Vabbè. L'unico è Fabrizio. Ma perché è parente? Sto scemo. È parente. Va bene, è parente. non è- Va bene, dai. Io puntavo molto su questi due ragazzi in prima fila, però. Ma infatti hanno abbassato le braccia. Infatti, visto? ho visto, una se le tagliate pure. Va bene, va bene. Comunque, Allora, siamo arrivati alla fine. Adesso dobbiamo fare il voto decisivo. Siamo chiamati. Siamo chiamati a votare in maniera decisiva. Per il Dick Liss votiamo il primo pezzo eseguito che si intitolava però dica bene per cortesia, perché non ho Almeno una capito. volta, lo Di dica chi? giusto. Di chi? Dick Liss. A me sembra che dica Ma non i è Beatles. difficile. No, i Class. Cliss. No, Cliss. Cliss, dica- Cliss. Cliss. Ditelo, no. Cliss mamma è mia. più Mi fate giusto. scrivere. Si chiamano Clash, Mi avete comunque. detto Clash, come lo abbiamo scrivi lo devi pronunciare. Voi me l'avete detto. Facciamo così. però E mi tu l'hai fate fare scritto queste poi. figuracce. Notaio, l'ultima puntata, dica Clash. 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 Va bene. Allora votiamo per il Clash. Rock de Casbah. Al mio 3. 1, 2, 3. Rock de Caspa non è. Roba di Casbah avevano i tappeti sulle spalle anche. E adesso invece votiamo per Casbah. il pezzo di Renato Zero. Mi vendo al mio 3. 1, 2, 3, via! Sembra che non ci siano problemi. Sembrerebbe. Però- Aspetta. Però Io vorrei delle garanzie. Ispettore, sì, mi di. Aspetti! Devo Oh. prendere il video. È il VAR. Però è un Sì, professionista, non non lo urli. tratti così. Eccolo qua il video. Ce l'ho in tasca. Eccolo qua. Bel tira bar. certi Oh. Sì, sto guardando, ispettore. Faccia vedere la tecnologia anche al pubblico. Ecco, guardate, avete visto? Eh, Anche voi. Grazie. abbiamo visto bene. No? Sì. Sì, vabbè, ma non c'erano dubbi anche da come avevano votato. Per essere regolari, va bene. Va bene. Ho capito. Sì, adesso glielo dico. Va bene, arrivederci. No, ma ispettore. parla ancora. Sì, ma anche lei non Cioè, tratti così i giudici. Ma no, vabbè, ma insiste, me l'ha già detto 1000 volte che ha vinto Renato Zero e vince Renato Zero. Va bene. E allora abbiamo assegnato anche l'ultimo vincitore, quindi per riepilogare sono passati Umberto Tossi, Tozzi. Toxic. quello non riesco a dirlo io, Umberto Toxic. Toxi. Sì. Perché non riesce a dirlo? Non lo non so riesci. perché io le due Z non riesco a dire. Comunque è passato lui, Toz, è passato Mina, la cantante Mina, e la scorsa settimana The Beatles e questa settimana Renato Zero. Questo a dire che abbiamo fatto solo 4 puntate, 100 euro a puntata. Fate conto Lascia stare, come ma stiamo così- vivendo. ma lascia Vabbè, no, lo dico perché va bene. Allora Mao, poi non ci lamentiamo se voglio dire non riusciamo a invitare neanche qualcuno a mangiare una pizza.
Si faccia invitare, va bene, dottore. Va bene, lì la signorina bionda, come si chiama? Chiaro. Chiari, come diciamo una pizza riusciamo a offrirla, niente anche lei, allora siamocelo ognuno a casa sua. Va bene, allora a questo punto, prima di andare con la musica, fatemi veramente ringraziare questo pubblico meraviglioso. Se ci seguite in rete ci sono delle sorprese, perché faremo un super canzonanto intorno a dicembre, quindi guardate internet, perché non è giusto fare qui delle pubblicità. Non è giusto, è vero. Anche, però saremo in teatro, non c'entra, perché questo è il nostro locale preferito, però proveremo la Al Cotolengo. A Reggio. No, proveremo la carta del teatro se ci venite a dare una mano. Ecco, vabbè, comunque lo diciamo perché ci volete bene. Comunque io volevo ringraziare noi volevamo ringraziare questo pubblico meraviglioso, ma prima fatemi ringraziare i nostri tecnici. Florinda, la parte audio, bravissima e bellissima, devo aggiungere. Il nostro Dan Costa alla parte video, il grande Costa, siamo anche Sergio Olivato e Bruno Ferreira. Sono periti. Bolivia. Sono periti. Ringraziamo il nostro notaio vero Savino Lobuerzeton. Grazie! Storici così non ne fanno più. Giorgio Olmotti. Grazie. Applauso. Trio Marciano, trio socialista, perché noi siamo ancora fedeli alla linea. Al basso elettrico e alla voce Ray Martino. Il compagno Ray Martino alla chitarra rustica. Sarebbe acustica. No, dico sarebbe acustica. Acustica? Acustica. Io sapevo rustica. Quella è la Acustica. 127. Ah, è vero. Certo. Alla chitarra acustica e alla voce. E che voce, cari amici? Perché noi non siamo solo colleghi, noi siamo amici. Ray è più giovane, però è già tanto che io personalmente solo con lui. Ma io e Mao è una vita. Io e Mao abbiamo fatto cinema, televisione, vero, Galera. musica. Triangoli. Truffe, rapine, scippi. Abbiamo fatto Questo tante non dica cose tutto, non dica tutto. artistiche insieme. Alla chitarra e la voce, il grande Mao! E non posso che ribadire alla voce anche con il grande dottor Lo Sapio. Noi siamo il trio Marciano. A giornale leggo che Non ce n'è come mai Non il dottore. il mondo così brutto. Ci siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai 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 ai. Leggo che
sulla terra, semplice una guerra, ma però per fortuna siamo arrivati sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai 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 Grazie anche al nostro Franco Regitano, che è il nostro tour manager. Dove sei, Franco? Facciamo un applauso. Grazie. Backstage. Ogni atomica una boccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Ci si ammazza il lunedì. Si rabbina gli altri dì. Guarda un po' che società. Ipocrisia qua e là non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, è un problema nel sesso e le persone serie che non raccontano storie le ha spedite in ferie. La terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. Grazie di cuore a voi tutti e grazie di cuore agli amici del birrificio che ci hanno per 4 stagioni supportato e sopportato, a Raffaello, a Stefano e a tutti i ragazzi che lavorano al birrificio. Va il nostro grazie di cuore. Mao, Re Martino, Giorgio Almoti, Savino Lobue, grazie di cuore. Ciao a tutti. Sapio! Ciao, grazie, ciao.